Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo dal giallo di Ispica in provincia di Ragusa, dove all'interno di un'abitazione è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 79 anni. La vittima è il pensionato Giuseppe Barone, che secondo una prima ricostruzione degli investigatori sarebbe stato ucciso. Indagini sono in corso. Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, giorno di Santo Stefano, lungo la strada statale 121 tra il Ponte Cinque Archi e Santa Caterina Villarmosa. La vittima è il 62enne Mario Rosario La Placa. L'uomo si trovava a bordo di una moto quando un cane gli avrebbe tagliato la strada. Inevitabile lo schianto contro l'animale e il successivo volo di circa 20 metri. Dopo la rissa avvenuta la notte tra il 23 e il 24 dicembre scorsi, che ha visto coinvolti circa 50 avventori, al termine del quale sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, il questore della provincia di Palermo, Leopoldo Raricchia, ha disposto la sospensione della licenza per tenere pubblici intrattenimenti danzanti nella discoteca Mob di Carini per la durata di 30 giorni. Migliaia di professionisti amministrativi e tecnici reclutati al pari di medici, infermieri e operatori nelle diverse aziende sanitarie durante l'emergenza Covid rischiano oggi, in assenza di una norma che li tuteli, il posto di lavoro e la possibilità di poter continuare a garantire i servizi essenziali d'assistenza. È quanto si legge in una nota del coordinamento regionale Comitato Lavoratori Emergenza Covid-19 della Sicilia e dei 9 coordinamenti provinciali, pronti a protestare 2.500 precari in tutta l'isola. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.